Anche quest'anno, il 12 aprile, a Ioppolo Giancazio si terrà la marcia sulla legalità. Un'iniziativa sicuramente interessante, rinnovata anche nella manifestazione che si svolgerà rispetto agli altri anni. Eh sì, anche quest'anno per la quinta edizione facciamo questa marcia sulla legalità. Saranno coinvolte senza ombra di dubbio anche la prefettura, il provveditorato e tutte le scuole della nostra provincia. Sarà un appuntamento con tutti i ragazzi per poter un po' discutere su quella che è la legalità e il ricordo di tutte le vittime che purtroppo questa nostra terra ha dato per la difesa della legalità e dell'interesse collettivo. Ci sarà sempre la marcia che parte da Raffadale a piedi con tanti studenti che arrivano poi in piazza, lì il concerto? Sì, si partirà sempre da Raffadale, da dove il sindaco Cuffaro darà il saluto e l'avvio della marcia, e poi a Ioppolo insieme con tutte le autorità ci incontreremo col corteo per poi svolgere tutta la giornata delle alcune manifestazioni. Ci saranno tante personalità che interverranno. Quest'anno si è scelto proprio la libertà di espressione del giornalismo, visto e considerato che molti giornalisti in questo periodo si trovano sotto scorta o si trovano un po' bersagliati a non poter svolgere effettivamente la loro libertà di espressione e di racconto di tutta quella che è, diciamo, il giornalismo.